Bene, quanto ci siamo mancati. Socconi, ciao. Che vecchiotti che siamo, neanche più saltoni, Facciamo le feste tutti calmi, così beati, come i vecchiotti, come i cani vecchiotti, come i cani vecchiotti. Bene, CP, oggi rifaccio una delle storiche puntate, sì, facendo la strada che da Stretti porta a Torre di Fine, dopodiché da Torre di Fine alla Laguna del Morta, sì, il posto famoso dove vanno a incaprettarsi. Siccome ho la batteria a metà, la farò in modalità economica e dopo un po' di fuoristrada in modalità media, adesso vediamo. Credo che resterò a piedi come avevo previsto, la batteria meno di metà, per quello ho scelto il motore Brose. Io fino all'inizio volevo il Brose, no il Bosch come motore, perché il Brose è quello che da spento ti frena meno in assoluto e quindi la guidi tra virgolette quasi come una bici normale. Beh, in pianura sì, dai, come una bici normale, mentre in salita no, in salita senti il peso, quello sì. Comunque ragazzi, lo ripeto, mi pare l'ho già detto, se uno non è abituato, questo cambio SRAM qua è una cosa indecente, sembra tipo un cambio elettronico, cioè una velocità e una precisione allucinante. Fra un po' inizia. Se per caso non avevi visto la puntina di quella volta come fa sto percorso in bici, che a me piace, è carino. Allora, arrivi a Torre di Fine, parcheggi pure al ristorante che è vicino alla chiesa, il secondo ponticello a sinistra, ok? Lo prendi, giri subito a destra, continui sempre dritto, che è la strada che stiamo facendo ora in questo momento, e dopo quando arriviamo ti farò vedere dove girare. Molta attenzione, potresti trovare molte lepri, quindi se hai una macchina con un buon zoom ti porti a casa dei bei scatti. Oddio, comunque ragazzi, ho fatto veramente bene. No, non è abbandonato, ho fatto strabene a prendere, vedi che bello, con l'elettrica puoi permetterti di andare a esplorare. Ho fatto strabene di prendere la S perché mi sono evitato un sacco di cadute nel fare le manovre, quello veramente bisogna dirlo. Attento perché qua viene fuori la gente col pipino fuori e ti incapreta, sta attento, non sto scherzando, c'è un'azienda di una volta. Ti dirò che sono ancora con l'assistenza al minimo, assistenza personalizzata, io mi pare l'ho messa al 20% la minima, no? No, è vero che siamo in pianura, per quanto sterrato comunque è pianura, guarda Rondini che bello, non sento il desiderio di mettere la media, casomai dopo se è un po' più dissestato e voglio farlo più veloce, allora sì, altrimenti guarda, è piacevolissimo così, è proprio piacevole, perché girare con queste bici c'hai il divertimento, che in questo caso insomma è un po' difficile su queste strade, e la piacevolezza che è questa. No, ecco ragazzo, questa è l'entrata del percorso, appunto, perché vedrai a un certo punto tu dici c'è una casa abbandonata qua, dici ciao, finisce, mi hanno fregato, invece no, c'è il cartello, guarda qua, pista ciclabile pedonale, guarda qua, piano, entra perché ci sono i rovi di spini, vedi, entri di qua, che ti spunciano tutte ste erbe pruriginose e tante, occhio alle piante con le spine, quello mi raccomando, sta attento. Comunque, ecco qua, e adesso inizia il percorso, via! Anzi, tagga su un po' di aiuto in più. No, cazzo, c'è gente, porca troia, quelli di prima. Buondì! Passo in parte! Puoi fare il cambio? Passo! È Sì, elettrica? sì, è il mio sogno. Picchiamolo e rubiamo. Vedi che belli insegnamenti che... Così si fa. 180. 180. Cosa? Di escursione. Che bello. Non volevo prenderla per il prezzo. Dopo è da mesi che ci sbavo, mesi e mesi, ho detto vado avanti tutta la vita. Ho detto vaffanculo, lavoro per cosa? Per la gloria? Allora ho detto ma sì dai, prendiamola. Bene, guarda, sì, sì. Veramente. Sì, sì, sì. Bella. Guarda, il tipo non l'aveva neanche configurata con l'app perché non sapeva nulla di tecnologia. E ha detto a 1000 km. Sì. Sono andato a vedere 420. Dopo i giri che ho fatto io. Oro, dai. Buon giro ragazzi. Ci vediamo in Oro, ciao. Ciao. Si è
arrivano altre bici, aia, cacchio, vedi, non è proprio adatta perché ci sono delle piante con le spine, fa male, cioè io sono in pantaloncini corti da ciclista, maglietta a maniche corte, hai capito? Quindi per questo percorso ricordati che o stai attento e vai piano o abbigliamento lungo, pure alza le gambe, eccola. Se li sentite sound of gracchiare, però c'è il vento, il coso qua, il verde, c'è un bunker, il verde che ripara, così, gli spini, ripara dal vento. Au. Aia! Questo ha fatto male! Sangue! Andiamo bello qua! Bello! Hop. Bello con le radici! Bello! Hop. Bello perché lo prende dritto, ha di quelle sospensioni pazzesche! Guarda! Vai veramente dritto! Qua ecco ti penalizza un attimo il manubrio stretto, ma col discorso che è una S, ok? Aspetta, qua si fa un po' più tecnico, col discorso che è una S, ti recuperi, ti diverti, insomma è più precisa, più manovrabile. Bello qua, bello, vai, hop. Un'altra cosa, la vedo dopo, magari senza protezioni, sei un po' più inibito, ecco, infatti vedi, questo ho dovuto scendere, perché più veloce vai più facile hai, capito? Perché senza casco, senza alcun tipo di protezione, dici nuova, appena presa, devo ancora far confidenza con le misure, diciamo, le geometrie del mezzo, no? Cioè lei sì, ti regala molto, perdona molto, però insomma, dipende anche te quanto sei disposto a farti male, ecco, C'è sta roba che non si è capito cos'è, vabbè, noi continuiamo perché ti ho detto le sorprese che ci sono in questi posti. Allora, a sinistra, occhio, aspetta che mi sposto, guarda, bello, e a destra, dopo avrai la laguna. Wow. Andiamo a vedere velocemente la cosa. Mi piace che col turbo ti diverti come un pirla, però purtroppo hai meno di metà chilometri disponibili col turbo, cioè consuma più del doppio in poche parole, ecco. E queste zone, stradine infinite, bello. Io volevo vedere un attimo sta casa qua, qui hanno parcheggiato, perché non mi fido di quando fanno ste robe, ste imboscate, vanno a fare le cose del sesso. Aspetta, perché ora è meglio che accelero, perché mi sono tolte due spine e ho inavvertitamente fatto un tipico richiamo omosessuale. In realtà era un verso di dolore per le spine, però sai, quando non sei esperto, sai. Wow, panico, bellissima, cazzo, ripidissima era, l'ha fatta come, wow, 10 volte più bella la motocross. Sarà la taglia, per carità, lo Squarna 600 era grandina e pesante. Sabbione, bello, ponte, bello con sabbione, vai veloce, bello, wow ragazzi, a me piacciono queste robe, piace, cosa ti devo dire, mi diverto con poco, grazie mille signori. Di là le passerelle sono nuove, io la facevo in fuoristrada, ma meglio perché c'è acqua. Tutto con le marce basse. Si raccomandano tutti di non prendere acqua e bagnato sotto nel motore se non hai il paracarter. E allora niente, prendiamo l'altra strada. Vedi essere intelligenti a volte è rottura di coglioni, cioè hai nelle spalle i mali del mondo, in più ti limiti a fare tante cose. È pieno di case
abbandonate e coppieti di maschietti. In teoria io non ci ho mai fatto caso, dovremmo aver passato, diciamo, un'isoletta che raggiungi col materassino o a piedi, a nuoto, così, dove è lì che vanno a fare il nudismo e gli incapprettamenti, hai capito? Mentre la spiaggia del Nord è di qua. Andiamo, vabbè, dobbiamo passarci comunque perché passiamo per il porto, sì, porto, per quella roba là. Ecco, vedi, di qui c'è la spiaggia dove Singano veniva a fare i festini con le tope, tutte le robe delle tope. Sai che Singano ha sempre questa mania dei tope, che sia una roba incredibile. Eccoti, adesso sei arrivato a Eraclea Mare. Bene, sono andato a trovare madre che mi ha riempito di caramelle perché tanto non paga lei il dentista e via. Dentisti d'urgenza non ve ne è, prendi una chiotta. Sì. Vedi? Tutto. Aspetta, è vero, perché qua è pieno di vipere, mi ero dimenticato, bisogna stare attenti. Andiamo. Ok, freni, ti incappelli in avanti come ridere con questa qua, che ha di freni troppo potenti e veramente rischi di andare giù di schiena. Bello, cazzo, bello. Vedi quanto mi godi a fare ste robe, che te devo dire, mi piace, mi accontento di poco. De gustibus, no? Aia, sti rovi. Beh, forse in turbo, se non prendi la mano puoi anche farti male. Forse era da mettere la potenza. Bello, 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 bello. La potenza intermedia. Stupendo, ragazzi. Veramente, sabbia alta. Guarda, guarda. Bella. Cioè, arrampica via, sgomma via. Bello. Bello, cazzo. Veramente, veramente bello. Qua di qua, è anche abbastanza divertente perché tutte ste radici, eccetera, per chi non è abituato, insomma, non è male, come percorso. Bello, cazzo. Qua. Si è strettino, ma è bello. Più stretto è, più bello è. Solo la sella parecchio bassa per le salite. Bello perché è pieno di bivi. Puoi andare un po' d'orcaia, che cazzo poi. Bisogna stare attenti a non prendere la gente che viene in avanti. Di qua non so dove cacchio stiamo andando, so solo che mi piace. L'importante è quello, no? Aspetta. Wow, dai, sì, per carità, per fare ste robe ci vorrebbe un po' di casco, perché comunque sei, magari non si vede, non si capisce, ma hai delle velocità a volte sostenute, no? E rischi di farti male. Non vorrei che per colpa mia poi le coppie divorziano perché i maschietti si prendono la mountain bike elettrica, la moglie non vuole, dopo è colpa del Singano, di qua, vai. Però ragazzi, porca troiaia, a parte il dolore delle spine ogni volta, ma è un divertimento pazzesco, veramente, incredibile. Bello, per carità, rischio vipere, quindi fuori maniera, perché un amico bagnino mi ha fatto vedere le foto delle vipere che aveva preso e non erano poche, era estate. Gadget di qua di là, andiamo di qua. Bello, ci sono dei punti che è abbastanza tecnico, ossia abbastanza con ostacoli, radici, divertente, veramente divertente, soprattutto quando acquisirò un po' più di esperienza e lì dopo spacco i culi. Bello, cazzo.
Wow, sabbione tiene veramente bene, il sabbione quello fondo, veramente ti diverti. Possono essere una moto da cross, ragazzi, veramente sto iniziando a apprezzare sta merda di bici, è fantastica, veramente fantastica. Ripeto, scusa se faccio discorsi un po' qua e un po' là perché sono un po' concentrato anche sulla guida, ma ci vogliono le protezioni, soprattutto perché con le protezioni ti stacchi un po' di freni inibitori e quindi corri un po' di più, no? Wow, discesa bella inderapata, che figata. C'è davanti che ha iniziato a partire un po'. Wow, bello ragazzi, bello, cazzo, bello. Il discorso dell'altra volta, se dovessi dargli 50 euro di noleggio per sta roba qua, occhio, wow, bello. Quindi li meritava veramente tutti, cazzo. Cosa c'è la gente che penserà, no, di qua no, penserà che parlo da solo. Qua c'è lo stato. Bestia, micidiale sta roba, ragazzi, boia. C'è anche quando ti parte anche il davanti nel sabbione fondo, comunque riesci a giocartela. Io questa cosa l'adoro perché mi ricorda la mia vecchia Fiat Barchetta, che era una macchina perché aveva 130 cavalli, non è che era chissà cosa, però quando ti partiva via di culo riuscivi veramente a manovrarla con una facilità estrema, che ti facevi le curve in derapata ma proprio tranquillo, perché aveva sto bilanciamento del peso perfetto per fare queste robe. E uguale sta, occhio, esatto, vedi, l'ho preso con più velocità riesci a fare. E comunque no, questo è un po' troppo forse. Taci, vedi, qua mi era già successo, avevo anche le foto di me a testa in giù qua con la bottecchia, mi pare, o la Scott, e che arrivi a sto punto in cui magari la ruota anteriore è più alta, tu perdi l'equilibrio e cadi, ok? Benedetta quella volta che non ho ascoltato i consigli dei non esperti che mi hanno detto no, è piccola l'S, prendi la M, dove vai con l'S da bambini, porca troia. Invece vada Dio, cazzo. Certo che sì, ripeto, alle bassissime velocità è difficile, cioè queste radici qua non sono nulla per lei. È vero che ho irrigidito le sospensioni per sto percorso, dovevo riaprirle, adesso le ho praticamente abbastanza chiuse e non puoi andare così piano, cadi, non puoi, devi andare più veloce, hai capito? Sta ferma un attimo, un cavallo imbizzarrito, non fai un attimo tempo a appoggiare il piede nel pedale che parte impennata. Comunque magari, adesso non so se capisci dalla GoPro, ma il manubrio è molto largo e schiva veramente di poco gli alberi, hai capito? Quindi in certi percorsi può essere impegnativo. Questa un po' meno l'originale perché il tipo, che era ben più basso di me, gli ha fatto accorciare il manubrio, sia l'originale che questo qua, quindi può sembrare immensa ma in realtà è addirittura più stretto dell'originale. Scusa se ti faccio queste puntate sull'e-bike, ovviamente non diventerà un canale di bike, però cazzo, l'ho sognata tanto, me la sto godendo come un pazzo e quindi sì, dai, appena passa un attimo la scimmia ovviamente continuerò a usarla per i viaggi, solo per i viaggi, e ci aiuterà invece a scoprire tantissimi posti nuovi che col camper non avremmo mai fatto, ma soprattutto magari non avremmo mai scoperto, perché a volte magari trovi la stradina, dici ci passo, non ci passo, tu ti fai tutto il giro della zona con la mountain bike elettrica, magari devi stare 5 giorni in una zona, una giornata la dedico, mezza giornata la dedichi per esplorare la zona, no? E dopo ti trovi tutti i posti, parcheggi fighi imboscati per il camper, se no come cacchio faresti? Questa è la modalità che preferisco. La turbo sì, è quella modalità che la gente pensa che siano le bici elettriche, e questa sì, veramente non fai fatica,
e vai avanti come un motorino proprio, quindi ripresa eccezionale, quasi zero fatica. Ma le altre modalità, che sono quelle che ti consentono di fare i giri, no, lì ne fai fatica, cazzo. Se poi usi la prima ti distruggi tanto quanto una bici muscolare, Tieni conto che di default la modalità economica era impostata con l'assistenza al 10%, considerando il peso dell'e-bike che è 24 kg e le ruote larghe, maggiorate, così è più facile andare via con una muscolare. So che gliene frega veramente a pochi di sta roba, però a quei pochi volevo raccontarla, che niente, nel percorso di prima, quello che hai visto, non so se si capiva la difficoltà e la rapidità, comunque chi se ne frega, io mi sono divertito, l'importante è quello. E lì bisognava aprire le sospensioni sia davanti che dietro, se no che cazzo serve avere una bici da enduro se dopo vai con le sospensioni chiuse? Cioè, per carità, vabbè, sempre meglio di una graziella, voglio dire, per fare ste robe, però in quei casi, con quelle mega radici, tutte quelle curve strette, le salite, cazzi mazzi, e lì bisognava aprire le sospensioni, ossia renderle più morbide. In percorsi così, dove è praticamente asfalto, è tutto dritto, allora sì, puoi chiudere tutto, che così meno molleggiata è la bici, questo vale soprattutto per le muscolari, e meno fatica fai, perché se tu tiri una pedalata forte, parte di quella tua energia della gamba della pedalata va a scaricarsi nella sospensione che si abbassa, hai capito? Difatti io con l'altra, quella muscolare, quando non ci sono buche, ossia quando non sono a jesolo, chiudo le sospensioni, quindi diventa completamente senza sospensioni, e lì faccio meno fatica, insomma, ecco. Aspetta, ora secondo i calcoli che io avevo fatto, che sono quelli che mi hanno fatto convincere a prendere sta bici, per ammortizzare il costo, no, della bici, se paragoniamo il costo del noleggio per ogni singola uscita, devo fare altri 40 o 41, adesso non mi ricordo, uscite. Quindi fra 40 e 41 uscite in mountain bike elettrica me la sarò ripagata, e dopo quelle sarà tutto risparmio. Perché ci sono cose, no? Scusa se ti racconto ste robe, adesso è finito anche il bello. Si ragionava con gli amici, se uno tipo usa il camper o la moto o la bici elettrica 4 volte all'anno, porca puttana, noleggialo, cioè ti conviene veramente a 1000 noleggiare piuttosto che comprare, risparmi un casino, in più è roba sempre nuova, no? Cioè, ti faccio l'esempio calzante, tipo la moto, so che può bruciare e dare 100-150 euro quel che è di noleggio di una moto per una giornata, ma cazzo, te la noleggi 3 volte, sono 450 euro, ti compri la moto, sono minimo 5.000 euro, cioè, capisci? È uguale il camper, ho capito che costa, può dar fastidio, ma se succede che lo usi solo per le vacanze, veramente ti conviene prenderti il camper a noleggio, che è sempre alla casco, ti danno sempre un modello nuovo, un modello diverso, cioè non ha senso, capisci, comprarselo. Se dopo sei uno che ci va via tutti i weekend eccetera, allora in qualche anno ammortizzi la spesa e poi inizi a guadagnare, cioè a risparmiare. Che bello, c'era la signora che raccoglieva amore, no? E l'ho fatto buongiorno, no? Ti ricordi come quella volta che abbiamo fatto l'uscita con Marco e i ragazzi, quelli del Van Postel, che la gente che raccoglie la frutta spontanea non saluta perché si sentono in colpa, si sentono tipo dei delinquenti, hai capito? Ma non sono delinquenti assolutamente, però, e lì ci ricolleghiamo a uno dei miei ultimi video, no? Questo sistema di proibizionismo oramai quotidiano e onnipresente su qualsiasi cosa ci fa vedere blocchi, tabù, proibizioni, divieti anche laddove non ci sono, anche dove effettivamente fai cose che non hanno nulla di male. Io parlo sempre del tendalino, cioè se sei imbucato in un posto che non dai fastidio a nessuno, che problema c'è aprire il tendalino, cioè, capisci? Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Ah, eccoci, mi ero fermato un attimo a vedere. Questa è sì, la chiamano Giro Lagune, è un pezzo di Adria Bike, quella che piaceva a me, anche se effettivamente qua arrivavi alla Brussa e da qua a Bibbione la facevi tramite traghetto, loro invece ti fanno allargare per Sindacale, se la allunghi parecchio e dopo ritorni a Bibbione. Io qui ho bisogno di un portacellulare per vedere le mappe e i percorsi. No, io mi sono sempre detto chissà dove porta quel ponticello là, e guarda quella casa come isolata da tutto e da tutto. Quindi adesso torno indietro, entro per il cimitero, mi faccio tutta la strada per i campi e arrivo fino là, porca troia. Guarda qua che singanaio di roulotte, guarda che roba.
deposito di roulotte abbandonate, che forte, si serve guarda finestre, porca troia, SCA, guarda poi finestre di camper, ragazzo, per andare a Torre di Fine, 300 metri prima di Torre di Fine, casomai suona, avrà anche camper, magari suona per i ricambi, no? Se i camper vecchi, Torre di Fine, se sei della zona, se sei di passaggio, 400 metri prima di arrivare al centro di Torre di Fine, nella strada, wow, come pesta, oh, nell'erba, incredibile, una moto proprio, porco cane, nutrie, guarda, 4 nutrie cucciole, questa era una stalla, forte, ma non dovrebbero esserci problemi, cose strane qua, no, lo usano come, no, neanche hanno buttato, abbandonato da un aratro, che forte, questa era una vecchia stalla, che figata, vedi, io lo so, purtroppo non rispecchio i gusti del pubblico, no, della maggioranza, però che cazzo vuoi che ti dica, a me piace fare ste robe, cioè non è che devo per forza essere diverso dagli altri, semplicemente seguo quello che mi piace, no? A me può piacere andare nel wild, può piacere anche andare in mezzo al casino, non necessariamente wow, sempre il wild, mi piace vedere le cose disabitate, quello sì mi piace tanto, guarda come erano gli scali, no vabbè, ma che forte, beh, qua è il magazzino per le casse, quelle dell'uva, per quando vanno a vendemmiare, ci sono tutte le casse delle vendemmie, sì, quello che purtroppo io non trovo mai, un giorno troverò col mio amico Marco Callegher, che lui è appassionato di ste robe qua e di fotografia, una casa arredata, cioè quello è bello delle case vecchie, cazzo me ne frega di vedere le mura, ho bisogno di vedere se ci sono ancora quadri appesi tra lepri che corrono in fondo, guarda quante ce ne sono di abbandonate, oh Italia, a decine, cioè veramente, solo che sono tutte vuote, oppure trovi che gli buttano un po' di, come si dice, aspetta che non mi perdo, un po' di attrezzi, aratri, quelle cose là, hai capito? Guarda che figata, non si passa in bici, vero? Guarda, a fianco il cancello, però devi sollevare la bici, a sinistra, dove c'è la tabella tomba, ok, c'è un piccolo passaggio, riesci a passare comunque. Numero 1, grazie mille, buona pesca, ciao! Giuro che non mi vada giù per il canale, non sarebbe proprio molto bello appena presa, no? Eccola. Oh, ciao, il lucchetto è impegnativo da portarsi dietro perché sono 2 kg, però bene, l'uscita in montagna non è previsto, qui l'avevo portato perché sono andato a trovare mia mamma e quindi l'ho legata fuori dal tabacchino e via. Quante stradine dei paesi limitrofi che scopri, che fino a prima non pensavi neanche che esistessero in mezzo ai campi eccetera, è strana sta roba, è bella, no? Mettono ste sbarre, mi è sempre incuriosito, pericolo di crollo, forse perché non vogliono che vai a rubargli le erbacce che crescono nel campo, probabilmente è quello. Come non detto, ho usato tanto il turbo, resteremo a piedi, ok, avevo promesso allo zio che gliela facevo provare, vabbè, gliela farò provare un'altra volta. No, non ci arriviamo dove ho il camper, assolutamente, mancano 15-20 km, 15 e niente, quindi sarò felice di aver scelto, oltre a questa bici, il motore Brose, che come ti ho già detto io cercavo una e-bike col motore Brose o Broscham, come che te vuole, perché è quello che ti frenerà meno a motore spento e purtroppo dopo lo prevorremmo, vabbè, al minimo l'assistenza e via. Andiamo. Assistenza media e sta tenendo, mi sa che ci arriviamo. Sì. Eccola, è morta, manca circa 6 km dal camper, va bene, dai. Prima di chiudere il video te lo dico adesso, se no poi mi dimentico, le batterie a litio, ma in generale tutte, c'è anche telefonini, droni, in generale, quando devi archiviarle, diciamo, vanno tenute in un ambiente non umido
o comunque non eccessivamente umido, insomma ecco, dentro casa, in un luogo asciutto, hai capito, tipo una credenza, cose del genere, e al 70%, hai capito? Quindi non troppo basse ma neanche cariche. Il 70% diciamo è stimato, è la media perfetta. Ultimamente sono periodi di eccessi di sforzi fisici, eccessi di mangiate, eccessi di alcol, no, non sempre eccessi di fagiana, no. Amore mio, cosa controlli? Cosa controlli? Ma ti pare che vado con altri cani? Ma no, cosa dici? Pagliazza. Eccolo. Oh, baby,